è assolutamente importante che capiscano anche la coscienza nazionale di quello che è stata la nostra storia, per cui bandire questo tipo di iniziative è un'assurdità completa, cioè vuol dire proprio la mancanza di comprensione e anche di civiltà. Ben venga, perché anche questa gioventù così sa cosa c'è stata, cioè, cosa è successo nel tempo. Sempre bene avere un aggiornamento, essere a contatto con la realtà. Forze Armate ci tutelano, dunque è giusto che anche i bambini sappiano a cosa serve questa disciplina. Così in generale per me va bene. Trovo sbagliato negare agli alunni di discutere di queste cose, di conoscere le forze armate, cosa sono. Potrebbe essere interessante. Credo che sia necessario ricordare anche il contributo di queste persone, anche per la storia che abbiamo, per cui mi sembra logico cercare di celebrare un pochettino questa giornata. Questi professori qua sono un po' orientati a considerare le forze armate come se fossero dei guerrafondai, non ha nessun senso. Molti cittadini sembrano d'accordo con l'assessore regionale all'istruzione Donazzan, che in aggiunta ha definito i docenti in questione sovversivi e indegni di insegnare, annunciando anche un'ispezione nei prossimi giorni. Sulla questione interviene anche il commissario della Lega Veneziana, che ha chiesto ai parlamentari veneziani di presentare un'interrogazione al ministro dell'istruzione per approfondire e chiedere chiarimenti sul caso, nella speranza si possano prendere provvedimenti verso quei docenti. Disconoscere le forze armate, ha scritto in una nota, e in particolare la Marina Militare di Venezia, vuol dire non solo essere incapaci di raccontare ai giovani il lato positivo e il grande lavoro che quotidianamente svolgono, ma anche ignorare completamente la grande storia della città di Venezia. Dovrebbero ricordare per esempio Francesco Morosini, stimato doge veneziano da cui prende il nome la scuola navale militare. Consiglio ai professori disobbedienti, continua, di prendersi un caffè con i colleghi che insegnano al Morosini, così da poter conoscere cose nuove e riflettere sulle loro uscite.